È una battaglia che va combattuta sicuramente dal punto di vista repressivo, ma prima ancora dal punto di vista preventivo. Non conosce sosta l'odioso fenomeno delle truffe agli anziani ed è la cronologia degli episodi denunciati a Belluno a confermare l'attacco sfrontato alle persone sole e indifese. Dopo il caso che ha visto protagonista una novantenne della Pieve Castionese che grazie all'immediato allarme ha messo i carabinieri sulle tracce della finta poliziotta fermata a bordo di un treno con la rifurtiva nel bagaglio, pochi giorni fa lieto fine anche per la truffa ordita ai danni di un 87enne di Ponte nelle Alpi, raggiunto da diverse telefonate. Dall'altra parte della cornetta un falso carabiniere. La targa dell'auto dell'anziano sarebbe stata clonata e utilizzata per una rapina e proprio in quella rapina sarebbero stati rubati dei gioielli. Il copione è quello oramai noto della truffa del finto appartenente alle forze dell'ordine. La vittima viene tenuta al telefono per ore, isolata da familiari e forze di polizia. Poi arriva il falso militare, entra in casa e si fa consegnare gli oggetti preziosi da verificare. Nel caso di Ponte nelle Alpi la consegna avviene addirittura 2 volte. La chiamata al 113 mobilita la squadra mobile di Belluno che si mette sulle tracce dei truffatori fermati a Cadola. A bordo dell'auto 4 uomini, tutti della provincia di Bari, un 49enne e 3 sulla Trentina. Solo uno di loro risulta incensurato. Gli investigatori ricostruiscono gli spostamenti del gruppo, partenza dalla provincia di Bari, una notte in un hotel a Marghera, quindi l'arrivo nel Bellunese. Un itinerario ritenuto compatibile con quello tipico delle bande trasfertiste specializzate in questo genere di truffe. Decisivo anche l'analisi del cosiddetto telefono citofono utilizzato per guidare a distanza chi entra materialmente nelle abitazioni delle vittime. E nella casa dell'anziano, infatti, vengono sottratti tutti gli ori presenti, alcuni di grande valore economico, altri soprattutto affettivo. Un particolare fotografa perfettamente il meccanismo della truffa. Quando arrivano gli investigatori, la cornetta del telefono fisso è ancora occupata. L'anziano è convinto che dall'altra parte ci siano ancora i carabinieri. La perquisizione dell'auto ha portato al ritrovamento della refurtiva, nascosto sotto lo sterzo dietro il vano della scatola dei fusibili. Un fulara conteneva circa 400 grammi di monili in oro. I 4 sono stati arrestati per truffa aggravata e trasferiti nel carcere di Baldenic. Dopo l'udienza di convalida, per loro è scattato l'obbligo di dimora nel comune di domicilio. Ricordo a tutti che nessuna forza dell'ordine è legittimata dal nostro ordinamento a ricevere alcun tipo di riscossione, né con monili d'oro né tantomeno con denaro, e di segnalare anche se sono semplicemente dei tentativi di truffa ai canali, ai numeri di emergenza, al 112 e al 113. Appello rivolto con tutta evidenza a chiunque si occupi degli anziani, familiari o badanti. Per i 4 malfattori sarà emesso il foglio di via obbligatorio da Belluno, assicura il questore Roberto Della Rocca, che il prossimo 21 agosto incontrerà i cittadini alla biblioteca di Lozzo di Cadore, dove è in calendario l'incontro I truffatori non vanno in vacanza.